devo dire che veramente un livello di preoccupazione tale non l'avevo mai registrato nella mia carriera professionale. Lo tsunami si chiama Covid delle imprese, tutti d'accordo questa mattina nel definire così questa fase delicatissima per il mondo produttivo nel corso della riunione convocata da Unioncamere del Veneto. Tutte le categorie economiche collegate, nessuna esclusa, grandissima preoccupazione è emersa nel mondo del commercio e dell'industria. Vi sono ad oggi imprese che si possono definire tecnicamente fallite rispetto alle bollette che hanno ricevuto. Paradossalmente, se moltiplicano l'importo di queste bollette di luglio e agosto per i 12 mesi, alcune superano addirittura il loro fatturato. I problemi, tra l'altro, evidenziavano alcune categorie, si vedranno fra 60 giorni. L'esito dell'incontro sarà un documento da condividere subito con la Regione e poi con i rispettivi ambiti nazionali. Incontro che avviene nel giorno in cui i ministri dell'energia d'Europa cercano l'accordo sul prezzo del gas. Il rischio che noi evidenziamo è che tutte queste criticità relative alla corrente elettrica e quindi all'interruzione di intere filiere produttive portino ad una diminuzione della produzione e quindi ad una vera e propria stagflazione, inflazione elevata e scarsa produzione. Per le imprese è sfumata anche la partita delle comunità energetiche. Per ora dovevano essere finanziate dal PNRR, ma non ci sono i decreti attuativi. A causa del caro bollette, intanto in Veneto sono a rischio 76.500 piccole e medie imprese, con 375.000 addetti, pari al 22,4% degli occupati totali. La stima è stata diffusa dalla Confartigianato regionale. Sul fronte pubblico inizia a vacillare anche la solidità dei bilanci comunali. A Treviso, dove il comune ha fatto la formichina per mesi, servono 5 milioni di euro da qui al 2025 per coprire le spese correnti. Adesso ripartono le scuole, anche lì purtroppo è un punto di domanda, chi consumerà di più, chi consumerà di meno. Il gas è un'altra botta, siamo accertati a 2 milioni oggi. Però i conguagli dei prossimi mesi noi non li sappiamo, anch'io mi trovo in una situazione veramente difficile. Per un'impresa è difficile, per un comune forse lo è ancora di più, perché vuol dire fare delle scelte, sono delle scelte dolorose. Se io devo recuperare delle risorse per metterle da un'altra parte, vuol dire distruggere un castello di progetti che si è costruito.